La righea è un cattino ovale, come vedete, fatto con sassi, con creta, zolle di terra, e poi viene tirata a lucido perché uova colorate possano girare dentro per la gara che c'è. Da secoli in Sinistra Piave Pasqua e Pasquetta vogliono dire righea, un gioco proprio della cultura contadina che vede protagoniste le uova sode, dipinte a colori vivaci come se fossero bocce, solo che alla fine si mangiano. Fino a domenica prossima, in una quindicina di contrade fra Coneglianese e Vittoriese, i cortili si riempiono di gusci variopinti che vengono recuperati con il ranzin, un lungo bastone di salice con la punta a cappio, e che vanno colpiti con le monetine. I soldi servono perché la righea non è altro che la roulette dei poveri. Tutto sta nel prendere le uova di quello che ha giocato prima. Chi più prende più uova prende più soldi. Il proprietario di quell'uovo viola là deve dare la posta stabilita prima a quello dell'uovo blu, quello che l'ha preso. Il ranziniere lo ritira e glielo dà per il prossimo. Il settecentesco Borgo Pretura si trova esattamente al confine tra i comuni di Conegliano e Vittorio Veneto, di qua Scomigo, di là Carpesica, in mezzo una grande festa con un banchetto di affettati e vino e il cuore che batte per l'Abruzzo. Il ricavato sarà devoluto alla ricostruzione post-terremoto.